Amiche e amici di 131, buonasera e ben ritrovati alla nostra rubrica che prende in esame la pallacanestro. Ben arrivati a Trick and Roll, 31esima puntata di questo format, il classico format di metà settimana. Ormai non dico più mercoledì perché anche questa settimana ci andiamo in onda di giovedì. Ovviamente discuteremo oggi della Dinamo Sassari, che ieri ha fatto una bella vittoria contro Trento, la seconda consecutiva dopo quella con Brescia di domenica mattina, ma ovviamente parleremo anche di tanto altro e lo faremo con i nostri ospiti. Buonasera Nando Mura, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. E buonasera anche a Roberto Rubio di Diretta Sport e Basketland. Buonasera Roberto. Buonasera Matteo, buonasera Nando, buonasera a tutti. Ciao. Ecco, io direi di partire proprio dalla cosa più recente, ovvero la partita della Dinamo Sassari di ieri, una bella vittoria contro Trento, vittoria che nonostante il punteggio di alcuni i frangenti, che era equilibrato, però diciamo che la vittoria della Dinamo Sassari non è stata quasi mai in discussione, viene da dire così perché la squadra di Pozzecco ha messo in campo la fiducia dei tempi migliori, non so cosa ne pensi Nando. Sai, il mondo anche dell'informazione è ricco di buontemponi che parlano di tattica 24 ore su 24, difese in un modo, attacchi. No, la verità vera è che se una squadra sta bene fisicamente poi gioca anche bene. E la Dinamo l'ultimo mese non stava bene perché ha avuto 3 casi di Covid, perché è stata costretta, condannata a subire una quarantena di una dozzina di giorni e poi si è rimessa in moto. Una volta che stava bene, una volta che una squadra sta bene, quello che deve fare lo sa fare, la qualità dei singoli giocatori è molto elevata e si sono viste subito le risultanze. 10 giorni fa l'ottimo Benzius ha fatto 0 su 6 da 3, ieri ha fatto 6 su 6. Questo perché non si inventa nulla nello sport. Chiunque di noi domani va in un campo di pallacanestro e tira 10 tiri liberi, li sbaglia tutti e 10, ma se ogni giorno tiri 10 tiri liberi, dopo una settimana almeno 5 li metti dentro. E a Benji è successo questo, sbagliava non perché improvvisamente si fosse imbrochito, ma perché era completamente fuori allenamento, perché ha avuto il Covid, perché si è fermato, perché non si è allenato. Ha ripreso ad allenarsi in un momento in cui anche si è ridotta l'attività agonistica del campionato, della stagione, perché è finita l'Europa e ha messo 6 su 6, insomma, quindi è tutto lì. Poi possiamo discutere di tattica, di tutto quello che volete, delle scelte degli allenatori, però una volta che la squadra è in salute è tutto molto più facile. Credo che questo sia il motivo della netta vittoria di ieri sera. Ecco Roberto, se vuoi aggiungere qualcosa al commento di Nando, fallo pure. No, mi è sembrata un'analisi assolutamente puntuale. Mentre parlavate pensavo alla bella presa che la Dinamo ha fatto sul mercato, cioè Benjus si sta rivelando veramente un giocatore importante e va dato merito insomma, a Pasquini, alla società, insomma, di essere andata a pescare bene ancora sul mercato europeo. Questa non è una cosa assolutamente banale. E poi notavo come i risultati, come le vittorie tutto a un tratto si portano via anche le polemiche, insomma un po' di nervosismi che erano emersi nelle ultime settimane. Le vittorie guariscono un po' tutto, insomma, questo fa piacere insomma, per il prosieguo poi della stagione della Dinamo. Ecco Nando, ne abbiamo parlato sicuramente nella scorsa puntata delle parole di Sardara sulla frecciatina sul budget di Pozzecco. C'è un altro tema che solleva il nostro amico Nino Sanna, ecco, ve lo mando anche in sovrappressione, tolto Treyer che in difesa e in attacco ieri ha fatto bene, sì, sono d'accordo con te, ieri l'Estone ha dimostrato di essere un giocatore che ci può stare assolutamente in una serie A1. Abbiamo una panchina che si è smarrita, App sembra quello di gennaio, mentre Katic e Krushin erano entrambi svagati con palle perse da mani nei capelli. Ecco Nando, i problemi rimangono quelle, panchina sì, e le tante palle perse. Certo, l'analisi che ha fatto l'amico Nino Sanna che ci ha mandato questo messaggio è ineccepibile. La panchina non è eccelsa, non garantisce, o meglio, quando entra in campo, non so, entra in campo un giocatore, tu sai
che sia Gentile o Barnello, lo stesso Spisso, sai che quello ti daranno. Quando entrano Katic e Kruslin, tu ti puoi aspettare un 5 su 5 da 3 in 3 minuti, ma anche 3 palle perse portando palla. Ecco, quello che manca alla Dinamo in questo momento è la certezza di quello che ti può dare la panchina. Non che la panchina ti deve dare 1001 notte, la panchina ti deve dare il 25%, il 18% del fatturato della squadra complessiva, no? Parlo di punti, di rimbalzi. Ecco, questo non lo sai perché Kruslin o Katic entrano in campo e tu dici oggi cosa succederà? Faranno 20 punti o non ne faranno neanche uno? Mentre invece un allenatore quando fa un cambio ha bisogno di certezze e in questo Treyer è sicuramente più affidabile perché è un ragazzo roccioso, è un ragazzo forse anche più solido, meno meno così estroso come rendimento, però certo, però rovescio della medaglia, una squadra come la Dinamo che arriva a segnare 94 punti quasi sistematicamente, con quelle percentuali, con quell'impatto, perché anche ieri abbiamo visto la Dinamo andare in contropiede, la Dinamo andare in post basso, la Dinamo sparare da 3 punti, insomma. E poi il discorso che faceva Roberto è vero, cioè la Dinamo diciamo, passato quel momento di debolezza dopo la vittoria dello scudetto in cui si è un po' smarrita, la Dinamo sono 3 anni che non sbagliano acquisto, ci siamo dimenticati di Cule, sì. Thomas, di Thomas, ci siamo dimenticati di Pierre, insomma, di Polonara, di Pierre, cioè c'è stato, voglio dire, Gentile, e quest'anno, voglio dire, sì, si parlava anche ieri di Milan come possibile addirittura MVP del campionato, ma io se dovessi fare una squadra come quando erano ragazzini, no? Si faceva periodispero, chi vinceva sceglieva il primo giocatore, come poi fanno in realtà in America, io Barnello lo prendo e me lo tengo stretto perché è un giocatore straordinario, cioè è indecifrabile, sia per noi che lo guardiamo, che soprattutto per gli avversari che devono marcarlo, perché non è una guardia, non è un'ala, non è un posto basso, non è una guardia, però porta palla, fa tutto e lo fa bene, e lo fa molto bene. Quindi questo, oltre a Bilan, a Benzius, che sono la vetrina, c'è dietro, c'è questo il lavoro di Barnell che è straordinario. Non era facile andare a prendere un sostituto di Pierre in quel ruolo davvero con delle caratteristiche tecniche molto particolari, come diceva Nando, un giocatore che sa fare un pochino di tutto bene, eppure la Dinamo ci è riuscita con Barnell, non era per niente banale. No. Sì, era difficile anche nel momento in cui si è ridotto il budget, perché se la Dinamo avesse avuto a disposizione il 1,5 milioni di euro garantito al botteghino, probabilmente avrebbe puntato su altri giocatori. Invece ha preso un ragazzo che tra l'altro sembra vecchietto, ma è molto giovane, ha 23 anni, mi pare, insomma è giovane, era un anno a Cancun, lottava per non retrocedere e qui invece gli hanno chiesto di fare ben altro e ha dato una grande impronta. Poi insomma il resto secondo me lo fa la solidità della società e la bravura di Pozzecco, perché la Dinamo a me al di là di tutto piace, c'è una squadra che va in contropiede, che fa bene il posto basso, che riapre sul perimetro, insomma le preoccupazioni degli allenatori avversari quando devono giocare con la Dinamo sono sensibili, le avverti nelle dichiarazioni precampionato, che sanno che vengono a Sassari e possono tornarsene a casa col centello sul groppone nella borsa da viaggio, e sono tanti, non è mai bello prendere un centinaio di punti sistematicamente. La riscoperta del post passo è una cosa molto bella e interessante, è una cosa della Dinamo degli ultimi 2 anni e mezzo, soprattutto con la gestione Pozzecco, no? Prima Cooley e poi Bilan, spesso le azioni della Dinamo partono dall'esplorazione del post passo e poi si sviluppano con tutta una serie di possibili sbocchi, se vogliamo un pochino in controtendenza con le mode del basket moderno, però è una cosa intrigante, una cosa che piace anche questa. E anche lì si è andato a scegliere dei giocatori assolutamente adatti, molto diversi tra loro, prima Cooley, poi Bilan, ovviamente Bilan molto più dotato a livello di fondamentali, però insomma due ottime scelte davvero. Sì, Cooley viveva di prepotenza, mentre Bilan di classe. Una delle cose più belle della finale scudetto
con Venezia era stata, se ti ricordi Roberto, i duelli tra il cambio del pivot di Venezia, lo sloveno, Vidmar, bravo, sì. e Culi che si davano Botte. randellate in faccia e a fine partita si abbracciavano come due fratelli, cioè era proprio un modo di giocare bello quello di Culi, mentre Milan non sta che piedi da terra, ragazzi. Milan vive solo di tecnica, di fondamentali, è una persona bravissima che proprio non ha bisogno di saltare. Gli avete mai visto fare una lay-hoop? No, non ha No, bisogno di fare. dire di no. Avete visto stoppare sopra il ferro? No, perché ha delle caratteristiche tecniche e anche di personalità, poi naturalmente straordinarie. E lì complimenti a Pasquini, a Sardar, a Pozzecco, a chi l'ha chiamato, perché insomma ci stiamo giocando la possibilità di avere un MVP, anche se la concorrenza di Milano sarà spietatissima. Ecco, li vediamo anche i possibili MVP della regular season. Milan è in buonissima compagnia insieme a Teodosic, Lidei, Tonut e Thompson di Brindisi. E poi ovviamente c'è anche Marco Spissu, candidato nel quintetto italiano ideale come miglior giocatore italiano della stagione. Vado a proporti queste parole di Giorgio Gerosa, assistente coach di Pozzecco. Roberto, mi ha colpito molto un passaggio che ha detto ieri ai microfoni di Dinamo TV. Ha detto siamo riusciti a trovare continuità e ritrovare la voglia e la gioia di stare in campo, passandoci la palla e soprattutto coinvolgendoci tutti. A tratti è veramente bello vedere la Dinamo. Sì, sì, assolutamente sì, e lì credo che siano stati un po' gli effetti del Covid che hanno spezzato un pochino i ritmi di squadra, che hanno tolto fluidità dal punto di vista dell'espressione di gioco. Io lo vedo anche in categorie inferiori, è veramente complicato fermarsi, staccare la spina per poi ripartire, si perde confidenza, si perde condizione. Nel DNA di questa squadra evidentemente c'erano già queste cose, è bastato recuperare un po' di condizioni, riprendere un po' di feeling per tornare un pochino dove si era lasciato un pochino di tempo fa. Penso che insomma, quello che ha detto Gerosa sia assolutamente esemplificativo della prestazione di ieri contro Trento, una squadra che si diverte e che fa divertire, che mantiene percentuali alte. Non è un caso, sono tiri creati bene, sono tiri creati di sistema, sono tiri creati da una squadra che sta bene, ecco. E questa è una cosa che la Dinamo si deve tenere stretta dopo le ultime due partite, anche la precedente con Brescia, insomma. Ecco, adesso andiamo a vedere un po' i prossimi appuntamenti perché il calendario è stato rivoluzionato e questa è anche una buona notizia per la Dinamo perché sì, domenica sarà impegnata contro Reggio Emilia, ovviamente il penultimo turno di campionato e poi la positività di Brindisi, ben 11 casi in casa pugliese, di cui 6 giocatori hanno fatto sì che il calendario della Lega Basket venga rivoluzionato, quindi 2 maggio campionato fermo, ma la Dinamo scenderà in campo per recuperare appunto la partita con Brindisi, quella che era saltata per i casi di positività al coronavirus della Dinamo Sassari, e poi l'ultimo turno di campionato si giocherà contro Cantù il 10 Cantù, sì. maggio. Sì, esatto. Poi i playoff saranno subito dopo, il 14. Nando, di buono c'è che alla fine finalmente arriva una settimana intera di lavoro per questa Dinamo Sassari. Una settimana senza viaggi, una settimana in cui Già, il viaggio più lungo è da casa al al palazzetto. palazzetto. E questo torniamo al discorso di prima, cioè, abbiamo visto anche il Milano che pure ha un roster pazzesco, ha avuto un passaggio a vuoto perché è andato a giocare in Russia, è tornato, è andato in Spagna, è andato nel frattempo, c'era queste due seccature di giocare due partite a Brindisi e a Trento, mi pare, una l'ha perso, le ha perse tutte e due, cioè c'è un Sì. momento in cui proprio non ce la fai più. Ecco, in questo momento la cosa positiva è che la Dinamo ha avuto i suoi guai, ma li hanno avuti tutti, quindi non è che stiamo parlando di una sfortuna che ha puntato solo la Dinamo. Adesso vediamo quello che è successo a Brindisi adesso. Ecco, la Dinamo ha pagato
il suo prezzo, adesso è pronta, cioè è pronta per giocarsi il quarto o quinto posto, che poi cambia poco perché l'accoppiamento con Venezia è fatto, si tratta solo di capire se si Sì, giocherà a Sassari o a Venezia l'eventuale bella, e poi niente, insomma, e poi il playoff ce lo godremo, probabilmente ancora sulle dirette streaming, però insomma, voglio dire, l'abbiamo detto tante volte, cioè la Dinamo, arrivare ai quarti quando tu davanti hai Milano, Virtus Bologna, Brindisi o Venezia, insomma, queste squadre qui, sei veramente, è come fare una finale olimpica, vuol dire poi sui 100 metri, poi magari arrivi settimo, quinto, settimo, ma sei in una finale olimpica. La Dinamo da sei sempre 12 lì. anni, 11 anni è sempre lì, no? E non pare che abbia alcuna intenzione di andare via, quindi questo è l'aspetto positivo di questa società. Esatto, un aspetto che forse sottolineiamo anche poco a volte, perché la Dinamo ci ha abituato alla grande. Ci ha Uscendo un po' viziato. Esatto, ci ha viziato. Uscendo un po' dalla... Hai nominato il Milano prima, oggi va in scena la seconda partita del quarto finale del playoff di Eurolega tra ovviamente Olimpia Milano e Bayern Monaco. La sfida tra Sardi, tra Datome e Grant purtroppo non si è proposta in gara 1, seppure è stata una grandissima partita, perché Grant non era tra i 12 scelti da Trinchieri per la panchina. Oggi c'è gara 2. Roberto, non so se hai seguito gara 1, cosa ti è parso, che partita è stata? No, una partita bellissima, mi ha affascinato tantissimo la rimessa finale di Messina perché Bellissima. è stata una sorpresa fino a un certo punto perché chi seguiva San Antonio qualche anno fa una cosa del genere l'aveva già vista. No, è stato uno spettacolo veramente, veramente importante. Ovviamente non mi aspettavo che Milano soffrisse così tanto nella prima parte della partita, è stata brava a rimettersi in carreggiata, poi nel prosieguo. Milano deve stare attenta perché Trinchieri potrebbe averla presa sul personale, magari Sì, per oggi sì. ha architettato qualcosa davvero di rognoso da superare. E poi no, riflettevo sul fatto dei due sardi in una partita di Eurolega qualche anno fa, l'avremmo potuto sognare, così come 10 anni quasi consecutivi ai playoff di una squadra sarda, insomma anche questo deve far riflettere. Sì. Per Datome appena 2 punti nella gara 1, vinta da Milano. Sono sicuro che ne arriveranno molti di più nelle successive, anche se Datome è reduce da un problemino fisico che sicuramente È lo sta quello il un problema. po' Però condizionando. Sì. è confermata una cosa, Roberto, che gara 1 in casa, che tu sia Milano, la Dinamo, i Lakers o il CSK Mosca, è la partita, no, la partita più a rischio. È quella in cui ti Sì, giochi la vita, perché se perdi quella si modifica completamente, cioè la bella diventa quella che giocherà in gara 4 fuori. Insomma, è Esatto. un'operazione complicata e Milano è stata brava, anche un po' fortunata forse, o forse anche lì su quella rimessa probabilmente c'è qualche responsabilità della difesa, però ragazzi, come abbiamo detto altre volte, quando chiesero a Bill Russell qual è la parola più bella del basket, lui rispose Game 7, rispose gara 7, perché Sì. sono quelle le partite. E oggi la Dinamo giocherà un altro, la Dinamo, scusa, Milano giocherà un altro Game 7, così come tra un po' anche la Dinamo, ogni partita sarà un vinci o vai a casa e sono straordinarie, sono partite straordinarie. proprio Ecco, chi ripensando a invece... Game 7, prima vi stavo per proporre una battuta, no? In un'ipotetica serie che si profila con Venezia, nel dubbio è sempre meglio in una partita del genere cercare di prendersi il fattore campo, visti i precedenti con la Senza Real. dubbio. Sì, anche a Senza Anche dubbio. palazzetto per vuoto, scaramanzia, anche se il anche a palazzetto è palazzetto vuoto. vuoto, anche a Vabbè, palazzetto vuoto, comunque sì. per i playoff un po' di pubblico potrebbe esserci. Comunque ne stavo parlando anche prima. Nando, vi volevo proporre appunto il tweet di Umberto Gandini, presidente della Lega Basket, che ha lanciato un po' di polemica sul suo profilo Twitter. Qualcuno può spiegarci la differenza tra permettere dal 26 aprile in zona gialla l'ingresso di pubblico nelle multisale rispetto a palazzetti da almeno 3.500 posti? Perché per questi ultimi bisogna aspettare fino al 1° giugno? È difficile dare torto a un'affermazione del genere. Beh, sai, quello che dico io è che
il pubblico dei palazzetti, anzi i palazzetti dello sport, almeno nel basket, non sono delle fosse di leoni, sì, ci sono delle parti un po' più tifosi, un pochino più agitati, ma il tasso di rischio nei palazzetti dello sport è limitato. Noi, Roberto, siamo una vita che vediamo partite della Dinamo dove ci sono tifosi che vengono da fuori, che si siedono spesso sono anche degli ultra, chiamiamoli così, che si mettono in tribuna, ci sono due vigili urbani che prima vanno e gli dicono fate da bravi e quelli fanno da bravi e tipano, quindi non c'è il rischio che ci siano contatti, eventuali risse. Per palazzetti la gente entra col boccale di birra in mano, lo sorseggia, lo lascia lì, C'è insomma. un'altra cultura, insomma. C'è un'altra cultura, insomma, ecco, io capisco quindi che siccome è il calcio che un po' comanda tutto, probabilmente si ha la sensazione che, però, voglio dire, se al palazzetto dello Sport di Sassari, che ha 5.000 persone secche, ne metti 1.500, 1.500, cioè quasi un 15, 30, 45, un terzo. Ma voglio dire, cioè, se tu metti uno a sedere e gli dici non hai nessuno né la tua destra né la tua sinistra, io non credo che poi aumenteranno i contagi in Piazzale Segni per questo. Quindi, però sai, il problema è serio, ogni giorno in Italia stanno morendo ancora 300-400 persone, insomma, ci sono tante altre entità che stanno soffrendo, però io ho sempre detto solo questo, perché poi non mi permetto di aggiungere altro. Il pubblico del Palazzetti è un pubblico borghese, tutto sommato, anche di un'età che tutto sommato il pubblico della Dinamo è un pubblico di quarantenni, così come media, credo, quindi non ci sono dei grandi, non ci sono dei grandi rischi. Noi abbiamo visto la Dinamo vincere lo scudetto a Reggio Emilia, no Roberto, e nessuno di Reggio Emilia, a parte quel pazzo che aveva dato lo schiaffo a Edgar Soda, era stato un fatto clamoroso. Per il resto niente, insomma, tutti si sono stupiti l'altro giorno di vedere João Pedro che coccolava un suo vecchio compagno di squadra che adesso gioca nel Parma. Insomma, noi abbiamo ancora negli occhi, tra le tante immagini belle di quella finale scudetto, anche l'abbraccio di Brian Sacchetti al suo futuro compagno Polonara, Cinciarini, lo stesso Logan che pure sembrava un killer, un assassino cinico e freddo, anche lui prima di festeggiare si è avvicinato alla panchina di Reggio Emilia dove c'erano solo persone che piangevano, li hanno consolati. Ecco, dice bene Roberto, un'altra cultura, un altro modo di intendere lo sport. Quindi un po', io sarei un pochino più elastico nei confronti di pallacanestro, anche pallavolo naturalmente, di far entrare un po' più di persone, non molte, però 1.000 su 5.000, certo. 1.500 su 5.000. Sì, se vogliamo è anche un segnale, no? La gente ha fatto dei sacrifici, giustamente ha resistito tanto in questo momento, forse ha anche bisogno di vedere un po' una luce in fondo al tunnel, di vedere che pian piano si inizia a vivere, può essere anche un aiuto psicologico. Le società hanno dato dimostrazione, secondo me, di essere in grado di organizzare eventi sportivi in sicurezza, quindi non vedo perché no. Gandini fa quello che deve fare per tutelare la Lega, ma penso veramente che non abbia tutti i torti con questa affermazione. Penso che sia una posizione di estremo buon senso. Mm-hmm. Sì. Esatto. Prima stavamo parlando di serie, chi l'ha già iniziata è la Dinamo Sassari femminile, impegnata nella serie play-out contro Broni. Ieri si è giocata a gara 2 dopo la vittoria a Sassari di sabato della Dinamo di Antonello Restivo. È arrivata la vittoria, in questo caso di Broni, vittoria per appena un possesso, 6-7, 6-4, con Cialun che ha avuto anche la possibilità di segnare anche la tripla del pareggio, con Nando se ne va quindi a gara 3 sabato alle ore 18, ancora in trasferta. Di nuovo in trasferta, sì, esatto. Il fattore campo di cui siamo e poi 2 in trasferta. Beh, il play-out, lo sappiamo tutti, è il contrario del play-off, cioè chi vince non continua ma si ferma perché è salvo, chi perde va avanti, e per fortuna c'è un altro giro, per cui qualora la Dinamo Women dovesse perdere la bella di sabato a Broni, poi avrà un altro turno con Lucca ora non ricordo, con Battipaglia già andato su 2-0. perché il Lucca è eliminato, ecco, quindi ha un'altra possibilità, e anche quello sarebbe un risultato straordinario, perché queste povere ragazze sono partite nell'anno sbagliato, se vogliamo, cioè non
non hanno avuto l'impatto col pubblico, coi tifosi, se la sono dovuta giocare da sole, quindi meriterebbero di andare avanti, anche perché il progetto è interessante, insomma, cioè è interessante. Io credo che verrà seguito anche da altre società, e come spesso avviene è stata la Dinamo a fare da cavallo Apripista, sì, ad esatto. apripista. Sì. Ecco Roberto, è una Dinamo un po' diversa quella che abbiamo visto nelle recenti partite. Per esempio, a Bruni è andata sotto anche oltre la doppia cifra di svantaggio, è riuscita a recuperare, cosa che un tempo questa Dinamo un po' subiva il colpo. Sì, assolutamente, si possono usare come riferimento le parole di Restivo dopo gara 1 che ha detto sembra quasi che ci siamo allenati durante la regular season, adesso stiamo iniziando a giocare veramente. Io ho commentato gara 1 di sabato scorso a Sassari, mai avevo visto quest'anno la Dinamo giocare con quell'atteggiamento, con quella determinazione. La Dinamo si è calata veramente in un clima da playoff, e questo, se vogliamo, da un altro punto di vista aumenta un po' il rammarico, perché se la Dinamo avesse avuto un po' più spesso quell'atteggiamento, e se soprattutto Michaela Fekete fosse riuscita a dare un po' più spesso un apporto di quel livello, quello che abbiamo visto in gara 1, probabilmente la Dinamo non avrebbe neanche avuto bisogno di ricorrere al play-out per potersi salvare. È arrivata in gara 2, prevedibile la reazione di Broni. Broni è una signora squadra. Io ricordo la partita di andata al Palace Radimini in regular season, una squadra molto ben allenata che gioca un ottimo basket, che ha Sara Madera, che è un prospetto. Insomma, il basket femminile italiano sta proponendo delle cose interessanti anche a livello di Serie A2. E Sara Madera promette veramente tantissimo. Gara 3 sarà difficile perché ovviamente Broni vuole chiuderla. Per fortuna c'è il salvagente nel caso in cui andasse male del turno successivo contro una Battipaglia che è in disarmo perché sostanzialmente le straniere sono andate via, quindi la Dinamo ha un pochino di fiducia in più da questo punto di vista, qualche pensiero in meno, insomma, però ha tutti i mezzi anche per giocarsela in gara 3, assolutamente. La Dinamo che stiamo vedendo da qualche settimana a questa parte ha tutti gli elementi per poter vincere anche gara 3 sabato a Bruni. Esatto, ma poi sai, il problema di fondo della Dinamo è che se tu prendi la Dinamo maschile, chiunque va a giocare sa dove sta andando, sa com'è la città, sa com'è la squadra, 10 anni che vince, si conoscono i giocatori e via. Qui sono state prese 10 ragazze dall'Italia, dall'Europa, dal resto del mondo, e sono state inserite per la prima volta in un contesto, quindi erano come se fossero state tutte bendate, cioè non avevano dei punti di riferimento, non sapevano niente, erano come i pionieri del Far West, cioè partivano alla ricerca dell'oro, qualcuno l'ha trovato, ma molti si sono anche fatti del male, quindi è straordinario quel lavoro che ha fatto Restivo, che ha perso tanto, che ha subito anche molte infortuni, molte assenze, il Covid anche è stata penalizzata molto anche dal Covid. Il lavoro di Restivo è stato straordinario proprio perché non è che è andato a allenare una squadra, non è che è andato a allenare Schio, che si sa chi sono, cosa fanno da 20 anni e conoscono anche i nomi dei bigliettari. Sono delle ragazze che sono arrivate dal nulla, hanno dovuto creare più che una squadra che fa degli schemi, ma un'identità, una filosofia, un modo di vedere le cose. In questo forse l'ha aiutato molto la Dinamo maschile, cioè il riferimento della Dinamo maschile, i suoi atteggiamenti spavaldi di squadra con la mentalità vincente, ma per il resto è stata quello che ha fatto Restivo e i suoi collaboratori è stato straordinario. Con una rotazione a 6/7, esatto. In gara 1 io avevo la postazione, sono proprio vicino a lui e vi posso assicurare che c'erano delle urla di liberazione veramente significative, perché ha ingoiato tanti bocconi amari quest'anno e finalmente la squadra stava giocando come voleva lui. Delle giocatrici che non erano riuscite a esprimersi al meglio gli stavano dando ragione, non solo Fekete ma anche Cantone. Cantone è una ragazza presa dalla Serie A2 che in gara 1 è stata decisiva e ha avuto bisogno di un lunghissimo periodo di rodaggio per essere a quel livello in Serie A1. E quindi speriamo insomma che in gara 3 la Dinamo riesca a ripetersi, perché per come ha lavorato quest'anno merita di riuscire a ottenere in un modo o nell'altro questa salvezza. Assolutamente, se lo merita. Un passaggio anche
in Serie A2 femminile. Domenica scorsa c'è stato il derby all'appannaggio del Cus Cagliari 60-48. Cus Cagliari, Roberto, correggimi, ma ha vinto anche ieri, se non sbaglio. Ha vinto ieri in casa una partita difficilissima contro Livorno, una sorta di antipasto di play-out, perché verosimilmente entrambe giocheranno il play-out. La notizia migliore per il CUS è che Striuli sembra essere definitivamente tornata sui suoi livelli, nel senso che la partita si stava mettendo male, a un certo punto lei ha trascinato, ha chiuso con 20 punti. E il CUS ha preso 2 punti che sono fondamentali perché tengono aperta teoricamente la possibilità ancora di salvarsi senza il ricorso ai play-out. Questa è una cosa che matematicamente è ancora possibile, ma il CUS non si può permettere passi falsi. E lì vedete la partita, insomma, discretamente interessante che attende la squadra di Sciascia sabato pomeriggio contro Selagius, insomma. Un altro bel derby contro la squadra. Un altro bel derby contro Selagius, che è ferita veramente nell'orgoglio per aver perso all'ultimo secondo contro San Giovanni Valdarno sabato scorso. Che si è vendicata perché all'andata perse proprio all'ultimo secondo invece col canestro di Pandori, quindi è stato un po' un colpo restituito. Esatto, una vendetta. Selagius vuole cercare in qualche modo di prendere il quarto posto, che vuol dire avere il fattore campo nei playoff. Umbertide però ha battuto Brescia la settimana scorsa, quindi si è messo in una posizione di vantaggio. Sarà un derby molto interessante perché dal punto di vista dei valori assoluti CUS e San Salvatore non sono così tanto lontane. San Salvatore quest'anno ha qualcosa in più, però il CUS era stato costruito per fare qualcosa di meglio dell'anno scorso, che vuol dire andare ai playoff, quindi dal punto di vista dei valori assoluti sono 2 squadre che non sono per niente distanti. Secondo me sarà un derby molto molto interessante. Sì, aggiungo una cosa. Anch'io sono un grande consumatore, oltre che estimatore di Directa Sport, che ci trasmette tutti questi derby, partite anche di altre discipline sportive, con la gradevole voce spesso proprio di Roberto. Mi chiedevo cosa sarebbe stata questa stagione se non ci fosse stato questo aggeggio infernale che si chiama personal computer, nel quale vediamo le partite di Eurolega, ma anche i derby di Serie C Silver. Quindi questa è stata l'unica cosa positiva, perché se non ci fosse stata, non dico Directa Sport, cioè cito Directa Sport in quanto direttamente coinvolta nella pallacanestro sarda, ma non ci fosse stato lo strumento dello streaming, queste nuove tecnologie, avremmo giocato al buio, cioè saremmo tornati agli anni 20, quando il giorno dopo compravi il giornale per sapere che cosa ha fatto la tua squadra. Adesso invece tu queste partite le puoi vedere tutte, anche con buona qualità. Naturalmente non discuto il commento che è eccellente, ma anche la qualità tecnica, cioè sono partite che si vedono bene, con immagini nitide, non ci sono mai intoppi, quindi bisogna ringraziare questa idea di Directa Sport che ci consente, pur essendo tutti agli arresti domiciliari, di poter comunque godere dello spettacolo del basket di casa nostra. Certo, no, ti ringrazio ovviamente per quello che hai detto, e anche in presenza del pubblico è uno strumento davvero importante per comunicare in una maniera più trasversale e larga possibile il basket di Serie A2 femminile, il basket femminile in genere, il basket di C maschile, insomma quello regionale, anche qui in generale, suscita tanta attenzione, ha tanta necessità anche di essere raccontato, di essere comunicato. E lo streaming è un servizio in più, insomma. Quest'anno in tanti hanno acceso l'attenzione, vista l'impossibilità di andare nei palazzetti, però insomma sta cambiando la comunicazione in maniera importante in questo momento storico, anche al di là del Covid, secondo me. Sì. Adesso si dice che addirittura i prossimi mondiali si vedranno, negli anni successivi si vedranno con delle immagini che verranno trasmesse direttamente nello stadio. Adesso non mi ricordo il termine esatto qual è, però cioè, le partite verranno riprese in Giappone e verranno trasmesse in uno stadio, e nello stadio avremo la sensazione di vedere i giocatori che giocano, insomma, sono quasi fossero delle figure, insomma.
stiamo andando, se ripensiamo anche a pochi anni fa, che insomma tu Sì. vedevi una partita di calcio, a volte solo il primo tempo, e quella pallacanestro la trasmettevano alle 3 del mattino, insomma adesso se vuoi vedere Valencia-Basconia di Eurolega te la guardi, se vuoi vedere una gara di ciclismo da un'altra parte del mondo te la vedi, insomma, questo è sicuramente un aspetto positivo che in qualche misura ha tamponato, perché un anno senza vedere pallacanestro sarebbe stato ancora peggio che non almeno vederlo in televisione o sul personal computer. Dai, Ecco, gli strumenti tecnologici producono anche qualcosa Sì. di positivo, non di si parla buono, tanto esatto. di nostalgia tante volte anche nel nostro mondo, invece insomma l'innovazione ha portato anche insomma, dei Beh, io appartengo a benefici. una generazione che scriveva gli articoli con la macchina da scrivere, poi se gli andava bene trovava un fax e trasmetteva, se no doveva dettare, capisci? Dal vostro inviato Nando Mura, Napoli Ancona, Napoli Domodossola Otranto, Milano Udine Ravenna Ancona, mi è rimasto nella testa lo spelling del mio nome per averlo fatto centinaia di volte, poi sono arrivati i computer, i videoterminali e sicuramente ne ha guadagnato anche la qualità perché insomma è tutto molto più bello, Immediato, più certo. immediato, tutto più immediato. Certo, Ecco. Soprattutto. certo. Siamo quasi in chiusura, ma ovviamente non abbiamo ancora parlato della Serie C Silver, l'abbiamo un po' sfiorato questo tema. Ecco, Roberto, la prima domanda che mi viene da chiederti è come stanno le squadre di Serie C? Prima hai parlato di condizione fisica, ecco, come hanno ripreso le squadre di Serie C al di là dei risultati? A me stanno sorprendendo per prontezza, nel senso che non mi aspettavo di vedere un certo livello di intensità che invece stiamo vedendo sui campi di Serie C, che, insomma sta proponendo già dei temi interessanti. Per esempio, l'Esperia, a detta di tutti gli addetti ai lavori, delle persone che l'hanno vista anche dal vivo in queste prime 3 giornate, non sembra una squadra che ha osservato uno stop così lungo, anche dal punto di vista dell'intensità difensiva che sa proporre, dal punto di vista della fluidità del gioco di squadra. E così penso in generale anche le altre squadre che stiamo vedendo. Qui vediamo la classifica, c'è la sorpresa Sennori La che veramente sorpresa, sì. sta destando grande interesse. Sennori Il sabato c'è lo scontro diretto, se non ricordo male. Esatto, c'è lo scontro diretto tra i due ragazzi, soprattutto una partita nella partita tra i due ragazzi che stanno un po' dominando questo campionato di Serie C. Da una parte Ludovico Sanna, ragazzo dell'Esperia, un esterno davvero molto interessante, dall'altra parte Enrico Merella, che probabilmente lo ricorderete qualche anno fa, esordito anche in Serie A con la maglia della Dinamo, poi ha avuto Sì. qualche esperienza sfortunata. Adesso sta ripartendo dal basso e sta trascinando Sennori, che è composta da una serie di amici che inizialmente si cimentavano nel campionato WISP, dovevano fare quest'anno per la prima volta in assoluto il campionato di Serie D, visto che la Serie D non si è fatta, hanno rilanciato, hanno provato a partecipare alla Serie C, adesso sono primi in classifica, quindi saranno senz'altro carichi per questa partita prestigiosa, insomma, contro l'Esperienza in cui ci si gioca il primato, Esatto. il primo posto. E poi anche l'Accademia, insomma, io faccio delle lunghe chiacchierate con coach Sassaro, che è l'allenatore dell'Accademia Sestu. Lui mi racconta che invece nei suoi ragazzi, che hanno un'età media teoricamente più bassa rispetto ad altre formazioni, soprattutto l'Esperia, nei mesi scorsi, soprattutto con il secondo lockdown, si è creato un vuoto a livello formativo che per dei ragazzi di 20-21 anni è più difficile colmare a questo punto. Quindi lui sta facendo un lavoro che è un pochino più difficoltoso per riportarli sui livelli dello scorso anno. Lui ha avvertito un po' di più questo problema, insomma, dettato soprattutto dal secondo stop, dopo che da agosto a settembre, ottobre ci si era allenati, poi a quel punto la squadra si è dovuta fermare e lì si è un po' interrotto un discorso tecnico. Per chi deve allenare giovani, in effetti ci sono delle problematiche un po' diverse da questo punto di vista. Però, tutto sommato, secondo me il livello proposto da atleti che, ricordiamo, non sono professionisti nella stragrande maggioranza dei casi, è assolutamente interessante, anche dal punto di vista fisico.
Si tratta solo di vedere quello che succederà nella seconda fase, che poi è abbastanza articolata, no Roberto? Perché dopo adesso ci sarà una fase a orologio, poi la vincente che dovrebbe essere l'Esperia o magari anche O l'Accademia Sennoli, Sesto, chissà. o se va a giocare contro una squadra Vediamo. siciliana, ma poi mi pare di aver capito che c'è anche un ulteriore passaggio contro l'Emilia Romagna, quindi se non ho capito male, insomma, È la Serie molto, B sì, non c'è è molta molto chiarezza. difficile. No, Sì. no, no, no. Anche per quanto riguarda la stessa fase sarda, io sentivo un po' di allenatori e di giocatori prima dell'inizio della regular season e non tutti avevano capito allo stesso modo la formula. Poi credo che la FIP Sardegna abbia un po' chiarito, rimane l'incognita della seconda fase a questo punto. Eh, è chiaro che il livello si alza poi una volta che si esce dalla Sardegna. Ricordo la Ferrini 2 anni fa che giocò la partita decisiva contro una formazione siciliana che era composta per 8 dodicesimi da professionisti con un livello fisico veramente altissimo. Diverso. E quindi sì, decisamente diverso. Quindi per la squadra sarda che verrà fuori, che verosimilmente potrebbe essere l'Esperi, sarà tosta proprio quest'anno riuscire a giocarsela contro le squadre o della Sicilia o dell'Emilia Romagna per ottenere il salto in Serie B. Però insomma, l'Esperia è senz'altro la squadra che ha maggiormente le carte in regola per provarci già da quest'anno. Il tema soprattutto della fisicità potrebbe essere un po' il tallone d'Achille, visto che è una squadra che non ha dei lunghi di posizione, dei lunghi particolarmente prestanti dal punto di vista fisico. Forse il 5 di questa squadra in realtà è un 4, che è Gianmarco Fois, è un ragazzo che non arriva forse al 1,90 m, però insomma, staremo a vedere perché è una squadra che ha altre armi insomma, nel suo arsenale e anche dei giovani molto interessanti. Io ho parlato prima di Ludovico Sanna, ma c'è un ragazzo che vi consiglio di seguire, si chiama Frattaroli, è un 2004 che potrebbe far parlare di sé in maniera abbondante nei prossimi anni. Insomma. Ma poi Lo il fatto che seguiremo con attenzione. l'Esperia è russo, chiamiamola ex russo, insomma, per capirsi, che ha cambiato nome, adesso si chiama Accademia, insomma, sono due società che già 15-20 anni fa facevano dei derby, Roberto, ricordi, da 5.000 persone al Sì. palazzetto, quindi c'è una rivalità che si rinnova, che ci mantiene. Certo, se una di queste squadre, non facciamo il tifo per nessuno, dovesse arrivare fino alla Serie B, ecco, il Cagliaritano magari tra un anno si risveglierà da un anno e mezzo, da un anno di torpore e di letargo e va al palazzetto all'Esperia e trova una squadra in Serie B con un gruppetto sardo con qualche rinforzo. Ecco, speriamo che questo possa accadere perché insomma, avvertiamo la necessità comunque di uscire un po' dalla parrocchia dei derby, dalla parrocchia delle sfide Sì. soltanto sarde, insomma, Ragione. sarebbe. Speriamo, non so se condividete questo passaggio, ma credo che sia opportuno che si lavori a livello federale alla ricreazione della vecchia C1, che sia con una formula di C-Gold o di DNC come è stata per un periodo, perché secondo me è una dimensione che manca abbastanza al basket sardo. Il salto dalla C C'è regionale un alla gradino B troppo. diretto è in questo momento insostenibile perché le società sarde fanno davvero tanta fatica a strutturarsi per quel livello dal punto di vista societario ed Beh, ci economico. sono, scusa se ti interrompo, gli ultimi tre casi di Olimpia, di Russo e Esatto, di Pirates che confermano quello che tu stai esatto. dicendo. Scusa. Quella C1, tra l'altro, nella sua ultima edizione nel 2014 era stato un campionato davvero molto divertente. Quella dimensione un po' manca, spero che si possano ricreare le condizioni per permettere a queste squadre che tendono a un livello nazionale, che però hanno bisogno di prepararsi prima, insomma, di poter partecipare a una competizione di livello interregionale di questo tipo. Perché la C regionale è troppo stretta, la B in questo momento è ancora un po' Larga. troppo in là. Esatto. Bisogna Anche prepararla perché parlo. anche nel calcio succede la stessa cosa, le squadre che vincono storicamente negli ultimi 20-30 anni, che dominano in Sardegna il campionato regionale, come poi devono andare in campo nazionale, c'è proprio un'altra dimensione economica, professionale, cioè un conto è andare anche fino a Segno e ritornare in giornata, un conto è andare a giocare in trasferta, cioè
ecco, lì aumentano i costi, aumenta la professionalità delle persone coinvolte, non è facile, noi spesso siamo qui davanti al computer a chiacchierare, a parlare, però mettiamoci nei panni di queste società che devono poi realizzare un progetto. In questo momento il fatto che si giochi a pallacanestro è già secondo me un buon risultato. Ecco. Bisogna fare complimenti a chi si è avuto il coraggio di iscriversi a questo campionato e di giocarlo con l'obiettivo naturalmente anche di vincerlo. Sì, è stato uno schiaffo alla rassegnazione, come mi ha detto un allenatore di Serie C, perché ci sono tutte le condizioni per non giocare, però nonostante tutto si è provato appunto per non rassegnarsi a questa situazione. Sì, sì, abbiamo definito un corteo di protesta, cioè, queste squadre, detto, sì. noi ci ribelliamo, andiamo in strada con gli striscioni a dire noi vogliamo giocare, poi quello che so, anche perché poi insomma a fine stagione credo che tu sia d'accordo, Roberto, conteremo anche morti e feriti, ci sarà la gente che rinuncerà, insomma è successo con la Virtus Roma in Serie A, quindi figuriamoci se non potrà succedere anche a livelli più bassi, quindi ci saranno mille rimescolamenti vedremo quello che succederà, sperando che appunto il vaccino che io ho fatto 3 giorni fa, quindi state tranquilli, il vaccino dovrebbe portarci un pochino fuori da questo tunnel e magari nel prossimo autunno magari saremo vaccinati tutti, ci saranno meno problemi, non ci sarà più l'incubo di svegliarsi la mattina col Covid no, come ci diceva il coach Iacozza una delle ultime volte, io il sabato mattina, se che la riunione tecnica, facciamo i tamponi e a fine della seduta tecnica il medico ci dice lui e lui no, loro due forse e quelli domani glielo rifacciamo per vedere se ce l'hanno, cioè difficile giocare bene, è Terribile. difficile chiedere a questa gente anche di giocare bene poi, Certo. Senza dubbio. Siamo in conclusione, come ovviamente facciamo il piccolo spazio appuntamenti. Allora, iniziamo dalla Dinamo, impegnata nella penultima giornata in regular season, domenica alle ore 20:30 contro Reggio Emilia, e però la giornata campana con dei bei impegni, a cominciare dalla Dinamo Sassari femminile impegnata in gara 3 contro Broni alle ore 18, e sempre alle 18 c'è San Salvatore, Cagliari San Salvatore per la Serie A2, e poi io infilerei anche questo big match tra Esperia Cagliari e Sennori, sempre sabato alle 18. Insomma, sabato alle 18 c'è tanto basket da vedere e da raccontare, Roberto. Sì, 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 assolutamente, al punto che a volte mi viene da pensare che forse sarebbe meglio scaglionare un po' gli appuntamenti per permettere a tutti di seguire dal punto di vista degli orari. Anche l'altra settimana, se non sbaglio, è capitato che le squadre sarde di A2 giocassero alla stessa ora. A volte è una cosa obbligata dal punto di vista degli orari per le squadre che arrivano da fuori, diciamo, per le trasferte, per i viaggi, eccetera. Altre volte forse bisognerebbe avere un occhio di riguardo a questa cosa, perché sono tante le persone che vorrebbero seguire più partite possibili. Esatto. Va bene, siamo in chiusura. Grazie davvero moltissimo a Roberto Rubio. Grazie a voi. Grazie anche a Nando Mura. Grazie a Nando, voi, ciao, e ci vediamo la prossima settimana. Ciao. Io vi do appuntamento con i prossimi appuntamenti con Trick and Roll, ovviamente la settimana prossima dovremmo tornare di mercoledì, e per tutti gli altri appuntamenti con lo sport sardo. Da parte mia, di Nando Mura e di Roberto Rubio, buona serata.